Matteo D'Alessandro, uno degli ultimi a uscire da uno spogliatoio dopo si è festeggiato tanto oggi. Tanto, 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 giustamente. È stata una sofferenza, ma una liberazione per tutto il popolo rossoblù e sono contento per tutti i ragazzi, per Sassari, per la città, per la piazza, che si merita minimo questa salvezza. Sono stati mesi tribolati, io sono arrivato a metà dicembre, però l'obiettivo è stato centrato e così con questa sofferenza è ancora più bello. Sei arrivato, hai detto, in corso di campionato, quindi hai visto tra l'altro una mezza parte di quello che è successo anche prima, però non sono mancati problemi anche dopo. Tu sei stato uno dei trascinatori, possiamo dire, anche di questa squadra, con carattere, con voglia, un po' anche un jolly dal punto di vista tecnico-tattico, perché ti mettevano dove c'era bisogno. Anche oggi una bella prestazione, insomma, hai vissuto bene, bene questa stagione, da protagonista anche tu. Beh, intanto innanzitutto grazie per i complimenti, fanno sempre piacere. Sì, sì, io mi sono messo a disposizione della piazza ancora prima del mister, dello staff tecnico e sono veramente contento per tutti quanti perché, ripeto, ce la siamo sudata, abbiamo sofferto, ci siamo stretti nei momenti di difficoltà, non abbiamo mai smesso di crederci e quindi adesso è giusto festeggiare. Giusto festeggiare una dedica, chi dedichi questa tua salvezza con la Torres? Ma la dedico alla mia famiglia che è sempre stata lontana, ma in realtà molto vicina. Oggi poi tra l'altro è la festa della mamma e la mamma è la mamma. E agli amici che anche loro mi hanno sempre sostenuto, è una persona per me speciale e che voglio lasciare così, una persona speciale e lei sa di esserlo. Grazie ancora, grazie a tutti. Grazie e complimenti a Matteo Grazie, D'Alessandro. grazie Giù.